e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre dei sofferenti, Secondo mistero doloroso, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il Re dei Giudei?» Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Preghiamo per tutte le vittime di violenza e abuso, sia fisico che psicologico. Il Signore doni loro giustizia, protezione e guarigione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, consolatrice degli afflitti, Terzo mistero doloroso. Contempliamo Gesù coronato di spine. Allora i soldati del governatore lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nelle mano destra. Poi, inginocchiatosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Preghiamo per i poveri, i rifugiati e le persone emarginate che affrontano umiliazione e disprezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Come persone sempre sorridenti,
come persone che sono forti, si sentono piene di sé, come persone che riescono a fare tutto, Ave come Maria, persone piena di che in grazia, il realtà Signore è con vogliono te. mostrare Tu il sei meglio di loro benedetta fra le stessi, donne ma che e benedetto dentro il sono frutto del vuoti. tuo Il seno, primo Gesù. interrogativo è questo, e lo pone come l'albero del fico. Dice Gesù, quest'albero è pieno di foglie, ma di per sé è senza frutti, è vuoto. E ce lo sta dicendo anche Ave a noi. Maria, piena Dice di voi siete grazia, il anche Signore così. è con te. Tu Siete sei benedetta fra le belli donne esteriormente, e benedetto il frutto del fate tuo tutte le cose seno, belle, Gesù. siete buoni, gentili con tutti, ma dentro chi siete veramente? E guardate che oggi la società ci provoca ancora di più e lo fa peggio di Gesù. Ave Perché Maria, che cosa piena dice? di grazia, il Dice, Signore a è me con interessa te. che Tu sei appari la benedetta fra persona le più donne bella. e benedetto il Mostra sui frutto social del chi tuo sei. seno, Non Gesù. farti vedere triste, non serve che sei triste. Non farti vedere che è la sofferenza, non serve che sei sofferente. Fatti vedere sorridente. Ritoccati quando ti fai una Ave foto. Maria, piena di Mostrati grazia, bello. il Signore è con te. Tu sei E questo vale benedetta per fra le tutti. donne Non vale e solo per i benedetto non il frutto credenti, del tuo non vale seno, solo Gesù. per gli uomini o le donne di altre religioni, vale anche per noi cristiani, per noi cattolici. Come ci mostriamo? Siamo diventati Ave come Maria, questo fico, piena di grazia, il belle Signore è con te. esteriormente, Tu ma sei senza benedetta frutti. fra le Secondo donne interrogativo. e benedetto il E questo è frutto più del tuo forte, seno, perché Gesù. qui Gesù paragona questo scaraventare dei banchi nel Tempio. Dice Gesù, come vivi la tua vita di religioso? Ave Vai in Maria, chiesa piena di perché ti grazia, il interessa il Signore è rapporto con con me, te. ti Tu interessa sei il rapporto con benedetta i fra le fratelli, donne oppure e vai in chiesa benedetto il perché frutto vuoi la del tuo seno, convenienza, Gesù. vai in chiesa perché forse ti soddisfa anche il fatto che il parroco, il sacerdote di turno ti fanno i complimenti. Forse vai Ave in chiesa Maria, perché vuoi piena avere di un posto grazia, il nella Signore è chiesa. con te. Tu sei Gesù oggi benedetta ci fra le stimola, donne dice, qui non sta e parlando benedetto del il fatto del frutto del commercio, tuo seno, non è che Gesù. Gesù è contro il commercio, attenzione, Gesù è contro questo modo di vivere la religiosità. Dice, ma tu perché vai in chiesa? Vai solamente per farti vedere, per dire che sei Ave importante? Maria, piena di Oppure grazia, perché il ci tieni a Signore è me? con te. Tu Come sei benedetta quei fra le banchi donne nel tempio. e benedetto Gesù il frutto del tuo dice, io seno, non ho Gesù. bisogno di questo, io ho bisogno di gente che è forte, che sappia vivere con me intensamente la relazione. Terzo punto, fino adesso è chiaro? Terzo punto, e qui ecco, Gesù ci provoca ancora di più e dice, ma tu credi che anche quando le cose si seccano, come questo fico, la vita può ricominciare? Tu credi che io posso fare i miracoli? Tu credi che se tu fai una preghiera, questa preghiera viene esaudita? Io lo chiedo a ciascuno di noi, ma ci crediamo che quando facciamo le preghiere, queste preghiere vengono esaudite? Sì o no? E questo è il punto. Voi sicuramente, come anch'io, potremmo dire, vabbè, ma io chiedo al Signore perché però il Signore non me la fa la grazia, non mi dà questa cosa. Ma forse perché non stai chiedendo con la vera fede, forse stai chiedendo per convenzione a te stesso, forse non stai chiedendo a Dio, Dio io prego perché si compia la tua volontà. Invece noi qual è la preghiera che facciamo? Signore, io ti prego perché tu mi devi fare questo a me. Allora Gesù ci dice, per favore, come questo fico che sta seccando, dice a Pietro, Pietro, tu devi credere che con la preghiera fatta nel mio nome tu sarai capace di spostare le montagne, di spostare le cose più brutte nella tua vita. E concludo con la perla, che è quella del perdono, che è il quarto punto. Come vivi il tuo essere cristiano? Sei capace di perdonare l'altro? Ma attenzione, questa parola può essere pure molto generica, perché alla fine è facile dire, vabbè, io perdono l'altro, ma valla a vedere nella tua famiglia. Sei capace di perdonare tuo fratello che ti ha rubato l'eredità? Sei capace di perdonare i tuoi figli che ti hanno abbandonato? Sei capace di perdonare tua madre e tuo padre che danno più retta all'altro fratello che di te? E quello è il perdono, altrimenti sono chiacchiere. E le chiacchiere, Signore, come si dice, le butta al vento, non servono a niente. Il perdono o ci fa male, oppure non è perdono, è solo un'appariscenza, un dire guarda io sono capace di perdonarti, ma in fondo non l'hai fatto, perché tu sei la persona più vuota. Ecco, fratelli e sorelle, so che è duro il Vangelo oggi, ma è una provocazione, prendetela come tale. Gesù ci vuole provocare perché? Non perché ci vuole far
pentire di tutto quello che noi non facciamo, ma perché il Signore vuole il meglio da noi. Ci vuole rendere belle persone, ci vuole dire che anche se un albero secca c'è la possibilità di ricrescere, di essere più verdi, di essere pieni di frutti, ma è necessario passare per questo tormento, scaraventare i banchi, morire e poi rinascere. Allora, buon cammino, preghiamo. Il Signore ce lo chiede fervamente di pregare, pregare, pregare. Sia lodato Gesù Cristo. Il fatto del fico inaridito ha stupito Pietro e i discepoli. L'insegnamento che ne ha tratto Gesù ci rincuora e ci stimola. Preghiamo con fede salda, quanto è elevata nella certezza di essere esaudita, la preghiera non delude mai, perché è già essa stessa una grazia grande. Diciamo insieme: aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. La moderazione e la sobrietà della vita sono indispensabili per una buona pietà, perché tutto nelle nostre giornate sia ben ordinato, in modo da assicurare il raccoglimento e il pensiero a Dio. Preghiamo. Aiutaci, Signore. L'esercizio della carità non conosce confini, perché il nostro amore per i fratelli sappia esplicarsi nel campo concreto dell'ospitalità, della correzione, del servizio di autorità. Preghiamo. Aiutaci, Signore. Perché la nostra vita sia un albero ricco di frutti e di opere buone, a gloria di Dio e a edificazione di quanti passano accanto a noi. Preghiamo. Aiutaci, Signore. Perché tutti i doni che il Signore ci ha allargito vengano da noi impiegati a favore dei fratelli, secondo lo spirito di giustizia, solidarietà e carità, cui ci invita continuamente il Vangelo. Preghiamo. Aiutaci, Signore. Il Signore, che tutti chiama e attende a salvezza, accolga nella sua dimora celeste Natalizia e Simone e tutti i nostri defunti che hanno lasciato questo mondo. Preghiamo. Aiutaci, Signore. Ecco, preghiamo in questo breve spazio di silenzio e chiediamo a Dio davvero di aiutarci a convertire e a portare frutto nella nostra vita. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome. Alleluia, alleluia. Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia, l'offerta che ascrivi al nostro merito, ci ottenga il premio della gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicano unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti,
ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Degli partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
caritai paziente, la caritai benigna, comprende, non si adira e non dispera mai. Come bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. La carità perdona, la carità si adatta, si dona senza sosta con gioia di umiltà. Come bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. La carità e la legge, la carità e la vita, abbraccia tutto il mondo, in ciel si compierà. Come bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. Il pane che mangiamo è il corpo del Signore, di carità e sorgente, il centro di unità. Come bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Good hanging out, brother. Buenas tardes, perdona, para Bolonia. Para España, gracias. Gambardo. Gambardo. It's a kitty cat. Oh no! Oh no! This is just terrible. What just happened? Oh man. Right. Vieni. Mi raccomando, attento. Ah, ma e quanto rompi? Dai! Mamma, ti amo! Hello! Guido io! Sorpresa. Mi accendi? Dai, metti via sta roba che devo guidare. Passa dietro! Attento! Non fare la scelta giusta, fai l'unica scelta possibile. E adesso noi vorremmo fare una cosa, fare l'esorcismo contro Satana e i suoi angeli ribelli, quell'esorcismo pubblicato per disposizione del Papa Leone XIII. Un esorcismo che ognuno può fare, non è necessario che sia il sacerdote, ma ogni persona lo può fare. Così in questo momento facciamo l'esorcismo per la nostra casa, per le nostre famiglie, e poi quando è dopo voi lo potete ripetere più volte. Noi lo registriamo, lo pubblichiamo affinché ognuno si può coprire dalla protezione di Gesù e della Vergine Santissima contro le forze sataniche. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso vorremmo fare l'esorcismo pubblicato dal Papa Leone XIII. Nessuno ci può dire che è proibito, perché ciò che un Papa fa può essere proibito o cambiato solo da un Papa. Nessun altro Papa ha detto che questo esorcismo non si può fare, per cui lo possiamo fare e nessuno ce lo può proibire. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mentre facciamo questo esorcismo, io vorrei invitare tutti quanti voi a guardare l'immagine del Sacro Cuore di Gesù e della Vergine Santissima
ed invocare la loro protezione sulla nostra casa e su tutti i nostri cari. Gloriosissimo Principe delle celeste milizie, Arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro i principati e le potestà, contro i capi di queste tenebre del mondo, contro gli spiriti maligni che sono sparsi nell'aria. Vieni in aiuto di noi, che fummo creati da Dio a sua immagine e somiglianza, riscattati con il sangue di Gesù, suo Figlio, dalla tirannia del demonio. Tu sei vincitore della Chiesa e venerato dalla Chiesa quale suo custode e padrone, e a te il Signore è affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Prega dunque il Dio della pace a tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi, affinché esso non valga né a fare schiavi di sé gli uomini, né a recare danni alla Chiesa. Presenta all'Altissimo con le nostre preghiere, perché discendano su di noi le tue divine benedizioni. Incatena Satana, l'antico serpente, e ricaccialo negli abissi dove non possa più sedurre le anime. In nome di Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, e con l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, San Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e tutti i Santi, appoggiati alla sacra autorità che il nostro ministero ci conferisce, intraprendiamo con animo sicuro la battaglia contro gli assalti e le insidie del demonio. Sorga il Signore e siano dispersi i suoi nemici, fuggano dal cospetto di Lui coloro che lo odiano, svaniscano come svanisce il fumo, come si fonda la cera al fuoco, così periscano i peccatori dinanzi alla faccia di Dio. Ecco la croce del Signore, fuggite ponte e potenze nemiche, vince il leone della tribù di Giuda, i discendenti di Davide. Sii sradicato dalla Chiesa di Dio, allontanato dalle anime create ad immagine di Dio e riscattate dal preziosissimo sangue divino dell'agnello. D'ora innanzi non ardire, perfido serpente, di ingannare il genere umano, perseguitare la Chiesa di Dio e scacciare e crivellare come frumento gli eletti di Dio. Te lo comanda l'Altissimo Dio, al quale nella tua grande superbia presumi di essere simile, il cui volontà è che tutti gli uomini si salvano e che giungano alla conoscenza della verità. Te lo comanda Dio Padre, te lo comanda Dio Figlio, te lo comanda Dio Spirito Santo, te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne, che per la salvezza della nostra progenie, perduta dalla tua gelosia, si è umiliato e fatto obbediente fino alla morte, che ha edificato la sua Chiesa sopra una pietra sicura, promettendo che le porte degli inferi non preverranno mai su di essa e che sarebbe rimasto con lei
fino alla consumazione dei secoli. Te lo comanda il santo segno della croce e la potenza di tutti i misteri della fede cristiana. Te lo comanda la potenza di Dio, la Vergine Maria, che fin dal primo istante della sua Immacolata Concezione, per la sua umiltà, ha schiacciato la tua testa orgogliosa. Te lo comanda la fede dei santi apostoli Pietro e Paolo e quella degli altri apostoli. Te lo comanda il sangue dei martiri e la potente intercessione di tutti i santi e le sante. Dunque, dragone maledetto e ogni schiera diabolica, noi ti scongiuriamo per il Dio vivo, per il Dio vero, per il Dio santo, che ha tanto amato il mondo da donargli il suo Figlio unigenito, affinché tutti coloro che credono in Lui non periscano, ma giungano a vivere la vita eterna. Cessa di ingannare gli uomini e di propinare loro il veleno della dannazione eterna. Cessa di nascere e nuocere alla Chiesa e di porre lacci alla sua libertà. Vattene, Satana, inventore e maestro di ogni inganno, nemico della salvezza degli uomini. Cede il posto a Cristo, cede il posto alla Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, che Cristo stesso si acquistò con il suo sangue. Umiliati sotto la potente mano di Dio, trema e fugge all'invocazione che noi facciamo del santo e terribile nome di quel Gesù che fa tremare l'inferno, cui la virtù dei cieli, la potenza e la dominazione sono sottomesse, che i cherubini e i serafini lodano incessantemente dicendo: Santo, Santo, Santo è Signore e Dio dell'universo. Signore, ascolta la nostra preghiera e fa che il nostro grido giunga a te. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Preghiamo. O Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli angeli, Dio degli arcangeli, Dio dei cherubini, Dio dei profeti, Dio degli apostoli, Dio dei martiri, Dio dei confessori, Dio delle vergini, Dio che ha il potere di donare la vita dopo la morte e il riposo dopo la fatica. Giacché non vi è altro Dio al di fuori di te, né vi può essere se non tu, creatore di tutte le cose, visibili e invisibili. Umilmente ti supplichiamo a volerci liberare da ogni tirannia, laccio, inganno e infestazione degli spiriti infernali e a mantenercene sempre incolumi. Noi te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Dagli assalti del nemico, liberaci, o Signore. Dignati di concedere alla tua Chiesa la sicurezza e la libertà necessarie per servirti. Ti preghiamo, ascoltaci, e che la tua benedizione, o Signore Dio Onnipotente, discenda su tutti quanti noi, vi rimanga per sempre, allontanando Satana e i suoi seguaci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, questa preghiera contro Satana e i suoi seguaci l'ha ordinato Papa Leone XIII. Per cui facciamolo ogni volta che possiamo per mantenere lontano da noi Satana. Se poi potete, fate anche la preghiera diretta a San Michele Arcangelo affinché lui, principe degli angeli, possa mantenere lontano da noi
dalle nostre famiglie, dal nostro lavoro, ogni forza satanica. Sia lodato Gesù Cristo. Amen. Madonnina tanto cara, dolce mamma di Gesù, sei la madre di ogni uomo e ci sorridi da lassù. Proprio come la mia mamma, mi sorvegli in ogni istante, da mattina fino a sera non sei mai da me distante. Anch'io ora penso a te e ti prego con il cuore, fammi essere più buono imparando a dare amore. Se qualcosa di sbagliato qualche volta voglio fare, proprio come la mia mamma, tu mi insegni a migliorare. Mi perdoni e mi abbracci, poi mi indichi il modello, il tuo figlio Gesù Cristo, un esempio grande e bello. Nei momenti più importanti, come quelli un po' più duri, resti sempre a me vicino e incoraggi il mio cammino. Madonnina tanto cara, dolce mamma di Gesù, io ti voglio tanto bene, sei mia madre anche tu. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non lasciarmi cadere nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, amico mio, ho 3 paroline nel cuore per te. Te le voglio dire questa sera, prima di addormentarmi. Grazie, scusa, aiuto. La prima parolina è grazie. Grazie, Signore Gesù, per tutte le cose belle che mi hai donato in questa giornata. Le meraviglie della natura, gli amici che ho incontrato, i giochi che ho fatto con loro, il dono del buon cibo e di ogni altra cosa che mi è servita oggi. Grazie soprattutto per le persone che mi stanno vicino e mi vogliono un mondo di bene. La seconda parolina è scusa. Ti chiedo scusa, Signore Gesù, se oggi ho fatto qualcosa di poco bello, se ho litigato con qualcuno, se non sono stato gentile con le persone, se non ho aiutato chi aveva bisogno di me in quel momento. Ti chiedo scusa anche se ho sprecato i doni che ogni giorno mi dai e se non ho rispettato la natura. La terza parolina è aiuto. Aiutami, Signore Gesù, quando mi sento in difficoltà o qualcosa mi fa un po' paura. Fammi essere più buono, generoso e impegnato. Aiutami a rendere questo mondo più bello.
a partire dalla prossima giornata che mi donerai domani. Queste le 3 paroline che ho nel cuore per te questa sera, amico mio Gesù. Grazie, scusa, aiuto. Donami ora una notte serena. Ti voglio tanto tanto bene e ti abbraccio con proprio tutto questo mio cuore. Caro mio Gesù bambino, quante luci per le strade, una festa assai speciale, si avvicina, il Natale! Ogni cuore si prepara all'arrivo tuo importante, tu nel cuore della gente vorrai nascere quel dì. Si prepara l'alberello, tanti addobbi sono appesi, ma tra tutti il più bello è il mio cuore aperto a te. Quando arriverai a Natale, proprio come una capanna, sarò io nella mia vita a fare sprazio proprio a te. Con amore e gentilezza, obbedienza e cortesia, ogni giorno dell'attesa sarò un po' come Maria, che ti fece tanto spazio dentro tutta la sua vita, con dolcezza infinita e con tanto tanto amor. Caro mio Gesù bambino, quante luci per le strade, la mia strada ora è pronta, al tuo arrivo dentro me. Sono le prime luci dell'alba quando il corpo di Leopoldo Mandic viene traslato. Le sue spoglie mortali andranno a Roma insieme alle spoglie di Padre Pio. Vedete la Croce Verde, i volontari della Croce Verde che prenderanno adesso la teca che contiene appunto i resti mortali di Padre Leopoldo, come viene chiamato qui a Padova, verranno messe nell'ambulanza e scortate dai carabinieri fino a Roma, fino a San Lorenzo al Verano, a San Lorenzo fuori le mura. Sinistra, sinistra, vostra sinistra. Su, 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 su. Ok, a posto. Victor 203, siete pronti per la partenza? Sì, ti confermo, siamo alla 203, stiamo ultimando. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
San Leopoldo sta partendo, lascia la sua Padova per andare a Roma. Hanno passato tutta la loro vita a confessare. Sono i due principali profeti della misericordia, due frati cappuccini, due testimoni di questo anno santo straordinario. Padre Pio da Pietrelcina e Leopoldo Mandic, iscritti nell'albo dei santi di questo secolo, sono stati veri e propri missionari del confessionale. Le loro reliquie sono a Roma, nella Basilica di San Pietro, sono giunte da San Giovanni Rotondo e da Padova. Papa Francesco ha voluto i loro resti mortali qui a Roma come segno tangibile per questo giubileo del perdono e della tenerezza di Dio. Ha confessato per 40 anni di seguito, seduto nel piccolo confessionale, ha dispensato misericordia a migliaia di fedeli nel silenzio e nel nascondimento più totale di una piccola chiesa di Padova. È la storia e la santità del frate cappuccino Leopoldo Mandic, le cui spoglie, insieme a quelle di Padre Pio da Pietrelcina, sono a Roma nella Basilica di San Pietro per il Giubileo della Misericordia. Per questa occasione, infatti, Papa Francesco ha voluto che i resti mortali di due testimoni della misericordia fossero in Vaticano, due giganti del confessionale, come Padre Pio e Leopoldo Mandic. Entrambi figli di San Francesco, tutti e due cappuccini, anche se con caratteri diversi, Padre Pio talvolta brusco e diretto, mentre Fra Leopoldo sempre mansueto e docile, e tutte e due martiri della misericordia, avendo passato quasi la totalità della propria vita religiosa in confessionale. C'è Padre Pio e c'è Padre Leopoldo, i quali, con modalità diverse, hanno però speso tutta la loro vita nel confessionale.
Questa è la cosa importante, perché il Papa desiderava la presenza di Padre Pio e di Padre Leopoldo nel giorno in cui darà il mandato ai missionari della misericordia. Quindi il segno della presenza di questi due grandi confessori, tutti e due, perché è vero, Padre Pio più austero, ma austero e severo perché sapeva che si avvicinavano a lui non per confessarsi, ma si avvicinavano a lui spesso per la curiosità. E quindi non dobbiamo confondere la mansuetudine di Padre Pio nella confessione con il fatto di voler essere severo nei confronti delle persone per un motivo molto semplice, perché per curiosità, per tanti motivi si avvicinavano a lui solo ed esclusivamente a lui, ma non al confessore. Dall'altra parte c'è Mandic, che era di una manica larga, che perdonava tutti e diceva: beh, se avrò sbagliato allora mi perdonerà anche nostro Signore per aver abbondato troppo nelle confessioni. Però la presenza di questi due grandi santi è duplice, è per dire ai missionari della misericordia che debbono essere misericordiosi, come è misericordioso il Padre, che perdona tutti. Però è anche un invito a tutti i sacerdoti a ritornare nel confessionale. Croato di nascita, ma è vissuto per gran parte della vita a Padova, dove è morto il 30 luglio del 1942, ultimo di 12 figli. Bogdan Mandic, questo è il nome civile di Fra Leopoldo, è nato il 12 maggio 1866 ad Erzig Novi, Castelnuovo, all'ingresso delle bocche di Cattaro in Dalmazia, quando questa regione adriatica della Croazia faceva parte dell'impero austro-ungarico. Sua madre, Carlotta Zarevic, apparteneva alla nobiltà, era contessa, e nobili erano stati un tempo anche i Mandic originari della Bosnia e trapiantati sulla costa adriatica nel 1400, ma a seguito dei rivolgimenti politici avevano perduto le loro ricchezze, cadendo in piena miseria. L'intenso sentimento religioso del fraticello gli derivò dalla madre. Mia madre, scrisse una volta, era di una pietà straordinaria. A lei debbo in modo particolare quello che sono. A 16 anni Bogdan entrò nel seminario dei Cappuccini Veneti. Dopo aver girato molte città, si trasferì a Padova, dove rimase fino alla morte, confessando decine di migliaia di penitenti di varie parti del mondo. Durante la Prima Guerra Mondiale, posto dal governo italiano di fronte al dilemma o accettare la cittadinanza italiana o essere internato oltre Firenze, Padre Leopoldo, senza esitazione, scelse quest'ultima via, non solo per amor patrio, ma anche per la sua vocazione ecumenica. Alto appena 1,35 m, balbuziente, quasi claudicante, le mani e i piedi rattrappiti per l'artrite, questo era Fra Leopoldo Mandic. Se l'aspetto esteriore del nuovo santo era a dir poco misero, non altrettanto può dirsi della sua interiorità, ricca e complessa, come testimoniano i molti vescovi e fedeli che hanno avuto modo di avvicinarlo nella sua celletta confessionale di Padova. La gente continua a chiamarlo Padre Leopoldo perché lo sente ancora vicino, quasi come fosse vivo e così come lo chiamavano quando era in vita. Padre Leopoldo ha due carismi riconosciuti unanimemente dalla Chiesa: innanzitutto un eroico ministro della riconciliazione, un confessore ricco di misericordia, che usava misericordia verso tutti. L'altro carisma di Padre Leopoldo è stato quello di essersi sentito chiamato per più di 50 anni ad una vocazione particolarissima per quel tempo, che era quella di essere profeta dell'ecumenismo spirituale. Padre Leopoldo ha sentito dentro di sé la vocazione a consacrarsi completamente, totalmente, con un voto addirittura di vittimalità per l'unione tra la Chiesa ortodossa d'Oriente e la Chiesa cattolica d'Occidente. Leopoldo Mandic è, insieme a Padre Pio da Pietrelcina, il santo della confessione, perché passò 40 anni della sua vita in una cella confessionale.
La presenza dei corpi di due santi, Padre Pio da Pietralcina e Leopoldo Mandice, due frati, due francescani e due grandissimi confessori, che in maniera molto diversa, anche come carattere, l'uno burbero, l'altro molto dolce, però sono l'esempio, il modello di una chiesa e di sacerdoti che passano tanto tempo seduti in confessionale, che ascoltano, che accolgono, che assolvono, e dunque credo che la presenza fisica delle reliquie di questi due santi dice del fatto che questo è un giubileo dove il sacramento della riconciliazione, dunque la confessione, è veramente centrale, pur trattandosi di due figure diverse, ma questo è il bello della Chiesa, dove si trovano le sensibilità più diverse. Di temperamento focoso, Fra Leopoldo sapeva tuttavia controllarsi e, come il suo grande conterraneo San Girolamo soleva dire: parce mi domine quia dalmata sum, pietà di me Signore, perché sono dalmata. Era il punto di riferimento della città per la confessione, ma non soltanto. Tutte le persone che avevano problemi, che avevano difficoltà di carattere umano, spirituale, sociale, problemi economici, ricorrevano a lui. Era il confessore, ma nello stesso tempo era il consolatore, era il padre, era l'amico di tutte le persone che si trovavano in difficoltà. E questa ricchezza d'animo, di cuore, padre Leopoldo l'ha donata quando era in vita, ma ancora oggi anche le persone che non l'hanno conosciuto, padre Leopoldo come me, sentono che una volta affidati a lui, questo padre ti accompagna, non ti abbandona, è con te, è vicino a te. Difensore degli oppressi, padre Mandice era convinto che soltanto la Chiesa potesse risolvere i gravi problemi del lavoro che travagliavano l'Italia dall'inizio del secolo. Nel 1909 così scriveva: ai nostri tempi la società è soprattutto agitata dalla terribile questione operaia. Le prime ragioni di questa questione non sono state le scoperte scientifiche delle forze della natura applicate all'industria, ma sono stati i principi del liberalismo e consimili errori. Il socialismo si fa avanti e promette di risolvere la questione prefiggendosi in apparenza il bene economico, ma in sostanza la più ributtante immoralità, e quindi non fa che compiere l'umana rovina. La Chiesa di Dio, che è chiamata a condurre a salvezza il genere umano, ha il diritto, o meglio il dovere, di venire in aiuto all'umana società. Qui, nella sua angusta celletta, continuò ad accogliere numerosissimi penitenti, ascoltandoli con pazienza, incoraggiando e consolando, riportando la pace di Dio nelle anime. Durante il gelido inverno e la fosa estate, senza vacanze, tormentato da varie malattie, fino all'ultimo giorno rimase a servizio delle anime. Ha continuato a confessare anche il giorno prima di morire. Oltre a divenire santo della penitenza, Fra Leopoldo sarà anche il santo dell'ecumenismo, dal momento che si batté per tutta la vita per questa causa. In un foglietto datato 19 ottobre 1935, il fraticello aveva scritto: «Mi obbligo con voto, tutte le volte che celebrerò la messa, tutto il frutto del santo sacrificio sarà il ritorno dei dissidenti orientali alla cattolica unità». E oltre 20 anni prima del Concilio Vaticano II, che trattò ampiamente il problema dell'unità della Chiesa, Fra Leopoldo si diceva certo che un giorno si realizzerà la grande promessa: unum ovile et unus pastor, un solo vile e un solo pastore. Padre Leopoldo passerà 33 anni seduto in una celletta di 2 metri per 3. Il mio Oriente è qui, è Padova, dirà il piccolo frate. Il suo Oriente divenne infatti ogni anima che andava a chiedere il suo aiuto spirituale. È stato canonizzato per questa sua missione che ha svolto nella sua cella confessionale,
Infatti questo umilissimo frate cappuccino non ha lasciato opere teologiche o letterarie, non ha affascinato con la sua cultura, non ha fondato opere sociali. Per tutti quelli che lo conobbero, egli altro non fu che un povero frate, piccolo e malaticcio. Se si volesse definirlo con una parola sola, come durante la sua vita facevano i suoi penitenti e confratelli, allora egli è il confessore. Egli sapeva solo confessare. Eppure proprio in questo sta la sua grandezza. Padre Pio, confessionale e carità, attenzione ai malati con la casa sollievo della sofferenza. Padre Leopoldo, il sacramento della misericordia, della riconciliazione e l'ecumenismo, ma entrambi hanno dedicato la maggior parte della loro vita, della loro esistenza ad ascoltare le persone, a confessare le persone, a far scoprire alle persone quanto sia bello essere ricolmati della misericordia del Signore. Il Papa vuole presentare due persone che si sono chiuse in confessionale, che si sono seduti nel confessionale, che sono stati ore ed ore ad ascoltare, ad attendere i penitenti. Si dice che Padre Leopoldo confessasse 8, 10, 12 ore al giorno e se una cosa insisteva, chiedeva ai suoi superiori, era quella di sforare con l'orario stabilito. Cioè soffriva quando vedeva che venivano le persone in confessionale non c'era lui, venivano per lui ma non c'era perché era un po' legato alla vita della comunità. Padre Leopoldo si sentiva e dava appuntamento anche negli orari di chiusura, dopo cena, a persone che lavoravano di giorno ma che volevano ugualmente incontrarlo per celebrare con lui il sacramento della riconciliazione o per chiedere il suo consiglio. Si racconta di un fatto inspiegabile. Al ritorno da un pellegrinaggio da Lourdes, Fra Leopoldo salì su questa carrozza per ritornare in convento. Durante il tragitto incrociarono un convoglio del tram che stava per travolgerla. I passanti cominciarono a gridare intimando al conduttore di fermarsi, ma il cavallo proseguì la corsa e la carrozza miracolosamente passò illesa. La grandezza di questo santo è proprio nel suo donarsi per tutta la vita sacerdotale alla pratica del confessionale. Assolveva tutti i penitenti che si accostavano a lui. Se chi entrava mostrava un po' di esitazione o qualche impaccio, Padre Leopoldo si alzava in fretta e gli andava incontro allargando le braccia. Si accomodi, signore, si accomodi, non abbia timore. Anch'io, benché frate e sacerdote, sono tanto misero. Se il Signore Dio non mi tenesse per le briglie, farei peggio degli altri. Tuttavia, Fra Leopoldo non riduceva la confessione a qualche minuto, si tratteneva a volte molto a lungo e non era dolce quando si cercava di scusare il male o minimizzarlo, lo diventava invece infinitamente se lo si riconosceva con umiltà. A volte qualcuno però lo rimproverava per la sua eccessiva misericordia. Un suo penitente e amico anche, un giorno gli disse: padre, si parla in giro che lei è troppo largo di manica. E padre Leopoldo è rimasto un attimo in silenzio e poi, additando il crocifisso a questo suo penitente, gli disse: io largo di manica sarò anche, però devo rappresentare lui, Gesù, il quale è senza maniche. Si assentava dal suo posto di lavoro per andare a confessare suore o assistere malati. Sovente confessava giornate intere con la febbre che lo bruciava. Temeva che i superiori, a motivo dei suoi frequenti dolori di stomaco, gli proibissero di confessare. Anche di notte riceveva i penitenti che non potevano presentarsi a lui durante il giorno. Con il permesso del superiore li introduceva dalla porta del convento perché la chiesa ad una determinata ora veniva chiusa.
Di miracoli, secondo la Vox Populi, Fra Leopoldo ne avrebbe fatti tanti, come attestato da questi numerosi ex voto che vediamo nel suo santuario, ma 3 soli sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa e riguardano guarigioni di persone giudicate spacciate dai medici. I primi 2 miracoli necessari per la beatificazione, avvenuta nel 1976, hanno in particolare riguardato Elsa Raimondi e Paolo Castelli. Il terzo miracolo, che è servito invece per la causa di canonizzazione, ha avuto per protagonista Elisabetta Ponzolotto, la donna che nel 1977 era sul punto di morire per una embolia alla gamba sinistra che, essendo andata in cancrena, doveva esserle amputata. Ma l'operazione non si rese più necessaria allorché i medici constatarono la guarigione avvenuta improvvisamente nella notte del 27 marzo del 1978. La donna disse poi di aver invocato l'intercessione di Fra Leopoldo. Ogni giorno a Padova un gran numero di fedeli visita i luoghi della vita e della santità di Padre Leopoldo. Qui, oltre al confessionale e alla tomba di Padre Leopoldo, è conservata in un reliquiario la mano destra del santo, quella stessa mano che si è alzata sui penitenti di ogni classe sociale e di ogni età per impartire il perdono dei peccati. È una mano scarna, con i segni dell'artrite e della penitenza, che però ha sanato tante persone dal male. Di lui si narra anche uno strano presagio. San Leopoldo si spense il 30 luglio del 1942, 2 anni dopo un bombardamento che lui aveva previsto distrusse il convento e la chiesa, ma non la celletta. La città sarà bombardata molte volte, aveva profetizzato Fra Leopoldo, questo convento sarà duramente colpito, ma questa celletta no. Qui il padrone, Dio, ha usato molta misericordia alle anime, deve restare il monumento della sua bontà. Infatti, i bombardamenti del 1944 distrussero il convento, ma la celletta rimase miracolosamente in piedi, esattamente come si vede ora, come aveva promesso nella sua profezia. Insieme alle spoglie di Leopoldo Mandic sono a Roma anche quelle di Padre Pio da Pietrelcina. Padre Leopoldo è stato nel sud dell'Italia in 3 conventi dei Cappuccini durante la Prima Guerra Mondiale, perché lui aveva la cittadinanza austro-ungarica. È stato nei conventi di Tora, Nola e Arienzo. In quel periodo anche Padre Pio, che avrebbe dovuto fare il militare, probabilmente girava in quei posti. Non si sa per certo, però secondo qualche ipotesi si pensa che i 2 si siano incontrati. Certo è che i 2 si stimavano, era più giovane Padre Pio, però Padre Pio conosceva l'opera di Padre Leopoldo, ne aveva sentito parlare. Si racconta che quando nel piccolo confessionale di San Giovanni Rotondo si accostava un penitente che veniva dal Veneto, Padre Pio lo rimproverasse dicendogli: «Perché vieni qui da me a confessarti? A Padova avete Padre Leopoldo, lui sì che è un santo». Padre Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, oltre che per le sue stimmate, oltre che per la sua vita travagliata e ostacolata anche dalla stessa Chiesa Cattolica, è santo anche per le interminabili ore che ha passato in confessionale ad amministrare il sacramento della riconciliazione. Si calcola che nella sua vita Padre Pio abbia confessato, pensate, oltre 2 milioni di persone. La folla lo cerca nel segreto di questo tribunale della misericordia per avere un consiglio, una parola di conforto e per inginocchiarsi davanti a lui. Poco importa se bisogna affrontare file interminabili, come dimostrano queste immagini, biglietti di prenotazione per la confessione. Non era possibile mentire a chi vedeva nell'anima come Padre Pio. Spesso, di fronte ai penitenti più emozionati, era lo stesso frate stigmatizzato che elencava i peccati commessi dal penitente.
Uomo di carattere energico, San Pio faceva anche profezie sulla vita delle persone e non di rado cacciava qualcuno che cercava di accostarsi al suo confessionale quando non riscontrava un pentimento sincero. Esigeva una conversione vera e propria e non mandava via quelli che si recavano al confessionale per la sola curiosità di vedere il frate santo. Spesso infatti Padre Pio trattava i fedeli con apparente durezza, ma è altrettanto vero che lo stravolgimento spirituale che quel rimprovero procurava alle anime dei penitenti si trasformava in una forza interiore a ritornare da Padre Pio contriti per riceverne la definitiva assoluzione. Riceveva visite da tutto il mondo. Nel 1947, tra i tanti che fanno la fila per confessarsi, c'è anche un giovane prete polacco. Si chiama Karol Wojtyła. Anche io ho avuto il privilegio nei miei anni giovani approfittare di questa sua disponibilità. Dovevo fare la prima comunione e dunque dovevo fare la prima confessione. E Padre Pio mi convocò nella sagrestia della chiesa, ma praticamente non ci fu confessione perché io mi inginocchiai sull'inginocchiatoio, lui era seduto vicino a me, scambiamo due parole, disse va bene vai a casa. E il giorno dopo ho fatto la comunione e questa la ricordo come una delle cose più straordinarie della mia vita. Mio padre ricostituisce il partito a San Giovanni Rotondo, ricordo il grande corteo con tutte le persiane, le finestre dei signori chiuse per paura. Ricostituisce il partito, Padre Pio dice di votare per la DC, mio padre si arrabbiò. Comunque, essendo stato eletto senatore, ci trasferimmo da San Giovanni al capoluogo, a Foggia. E questo villino che avevamo lo mettemmo in vendita ed andai io al convento dove c'era un monaco ungherese, cui nome non mi pare, Kisvardai, non ricordo perfettamente, che si occupava di queste compravendite dei pellegrini che arrivavano e spesso volevano fermarsi e avere la casa lì. E gli chiesi di occuparsi anche di vendere la nostra casa. Nel corridoio incontrai Padre Pio. Padre Pio, buongiorno, beh, che fai? Oh, ho saputo che tu... Io mi ero iscritto al Partito Comunista e mi ero iscritto alla facoltà di giurisprudenza. Ho saputo che hai fatto, ma che hai fatto tu, ma che hai fatto? Io ritenevo che mi rimproverasse politicamente. Dissi Padre Pio, naturalmente mi si petto in fuori, militante della classe operaia. Padre Pio, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto, la mia scelta politica è consapevole. E lui mi ha detto, la scelta politica? Ma che c'entra la scelta politica? Mi hanno detto che vuoi fare l'avvocato, ti sei iscritto alla facoltà di legge. Figlio mio, quelli sono tutti ladri. Eccoli, finalmente insieme, questi due apostoli della misericordia, ora sono l'uno accanto all'altro, stesso saio da frate cappuccino, stessa barba bianca, hanno fatto un lungo viaggio, sono qui tra la folla, le preghiere e la sofferenza, così diversi di carattere ma con lo stesso carisma, entrambi testimoni della tenerezza di Dio.
Ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un lungo ponte per la giornata festiva del 2 giugno, allora vediamo subito il tempo che ci aspetterà. Intanto l'anticiclone continuerà a portare un clima decisamente caldo, anomalo per il periodo, soprattutto sabato e domenica, però poi verso la fine di questo ponte avremo dei primi disturbi. Intanto sabato bello e caldo su tutta l'Italia, con temperature nuovamente al rialzo fino a 33-34 gradi al centro-nord, anche domenica bello, ma con i primi temporali in arrivo su Alpi e Prealpi entro sera. Poi lunedì avremo già dell'instabilità con temporali soprattutto al nord-est, sul medio-alto versante adriatico, quindi anche sull'Italia centrale, sulle aree interne e sul versante adriatico. E poi martedì 2 giugno sarà probabilmente una giornata piuttosto instabile, in particolare al centro-nord, con temporali anche forti sulle regioni settentrionali e un primo sensibile calo delle temperature. Intanto vediamo la situazione da satellite. Già ieri ci sono stati dei temporali, dei sistemi convettivi anche piuttosto organizzati, li vedete qua sul nord Italia, che poi questa mattina ancora insistevano al centro, hanno portato fenomeni anche intensi. Vediamo un paio di immagini che ci avete mandato con anche grandinate, chicchi di 4-5 cm di diametro sono caduti vicino a Verona, questa è Pescantina, temporale forte anche a Milano, vedete i fulmini immortalati da Cornaredo. Vediamo le temperature che attualmente sono ancora piuttosto elevate sull'Europa, con questa bolla di calore che insisterà anche nel weekend, temperature 1500 metri, anche oltre i 18-20 gradi, però vedete l'aria più fresca dall'Atlantico comincerà a spingersi anche verso l'Europa centrale e scaccerà via questa aria calda, e dunque la prossima settimana si preannuncia decisamente più fresca e a tratti instabile. Intanto chiudiamo con le temperature di questo weekend. Le massime domani, vedete, torneranno ad aumentare fino a 32-33 gradi in pianura padana, un po' più bassi i valori al sud, sulle aree costiere dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Domenica ancora simile, con clima molto caldo anomalo per il periodo, massima fino a 34-35 gradi sulle pianure del centro-nord. Bene, con questo è tutto, rimanete però aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo. Yes. L'informazione di diffusione europea, oggi a nord-est. Ben ritrovati dalla redazione. Allarme fentanyl in Friuli Venezia Giulia. Registrato a Trieste il primo decesso legato all'abuso del potentissimo oppioide sintetico 100 volte più letale della morfina. La vittima è un quarantenne italiano trovato senza vita in casa. Si tratta del terzo caso nella regione in pochi mesi, dopo i decessi di 2 under 50 a Gorizia e Udine. In tutti i casi killer è stato un mix letale di fentanyl, psicofarmaci e barbiturici. Il professor Stefano Derrico, direttore della medicina legale di Asuggi, ha lanciato l'appello. Il fenomeno è radicato sul territorio. Servono subito strumenti avanzati di monitoraggio tossicologico. Ancora violenza a Trieste. Piazza Venezia si è trasformata nuovamente in un ring durante la movida universitaria del giovedì. Intorno alle 3 del mattino una quindicina di giovani ha dato vita a una violenta rissa davanti a un locale, approfittando della momentanea assenza del presidio fisso delle forze dell'ordine. Secondo alcune testimonianze, gli aggressori avrebbero utilizzato un tondino di ferro
Sull'episodio indaga la polizia scattata sul posto dopo le segnalazioni dei residenti. Maxi controlli stradali dei carabinieri della compagnia di Palmanova per contrastare furti e violazioni al volante. Il bilancio è di 4 denunce. Nei guai una coppia di Aquileia. Lei si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test, mentre il compagno è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di ben 2,5 grammi per litro, 5 volte oltre il limite. Per entrambi sono scattati il ritiro della patente e sequestro dell'auto. A Fiumicello, Villa Vicentina, invece, 2 ventenni sono stati denunciati per il furto di profumi e cosmetici da 800 euro in un negozio. Per loro è scattato anche il foglio di via immediato. Paura a Butrio per un incendio di un grosso macchinario tritura sassi all'interno di un'azienda di produzione della ghiaia. Il rogo, alimentato dal gasolio del mezzo, ha richiesto l'intervento in forze dei vigili del fuoco di Udine e Gorizia, che hanno domato le fiamme usando la schiuma antincendio. Leggermente intossicato l'operaio ai comandi, medicato sul posto dal personale sanitario. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. La situazione generale: afflusso in quota di correnti più fresche da nord determina ancora instabilità. Da domani si rinforzerà nuovamente sul nord Italia, garantendo l'afflusso di correnti e di nuovo più calde e secche, stabilità atmosferica. Per quanto riguarda oggi, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, sulla costa Bora moderata, poi Brezza, temperature massime in pianura fra 28 e 30 gradi, sulla costa fra 24 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi. L'informazione di diffusione europea. L'esercito israeliano ha compiuto un attacco aereo sulla periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, in forza dal 17 aprile, non è mai stato pienamente rispettato, ma la capitale era stata bene o male risparmiata e gli attacchi israeliani si erano concentrati a sud del paese. Gli attacchi di giovedì acuiscono le tensioni provocate dall'avanzamento delle truppe israeliane nel sud del Libano e gli ordini di evacuazione ormai coinvolgono aree ben oltre la cosiddetta linea gialla, il confine disegnato dallo stesso Israele per le zone libanesi sotto il suo controllo. Ad oggi la guerra tra Israele ed Hezbollah ha prodotto più di 1 milione di sfollati. وما تفكروا انه نحن بنترك الجنوب، الجنوب ارضنا وروحنا ووطننا وعرضنا، نحن ما بنتركه للجنوب، نحن ما بنعمل مثل فلسطين، نحن ارضنا هي، هن يروحوا، هن يحملوا شنطهم ويروحوا مطرح ما اجوا. Giovedì, dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato un'espansione e una nuova offensiva militare nel sud del Libano, gli attacchi sono stati più intensi anche in quest'area. Tra le città più duramente colpite, Saida, Tiro e Nabatie, dove si sono registrate diverse vittime, alcune delle quali bambini. Hezbollah, dal canto suo, ha rivendicato attacchi con droni e missili sulle truppe israeliane dislocate nel sud del Libano e nel nord Israele. Il presidente russo Vladimir Putin non vuole negoziare con l'Europa, ma soltanto prendere tempo. A dichiararlo a Euronews è l'ex primo ministro ucraino Arseny Yatsenyuk. Putin is not eager. He's not ready for any kind of talks at this particular juncture. Maybe he would accept some kind of negotiator with the only very simple and obvious reason, to buy time and once again to outwait and to cheat us. I governi intanto non hanno ancora scelto chi rappresenterà l'Unione Europea durante i negoziati. I'm not sure that Putin is ready to accept anyone. What Putin is ready to accept, he is ready to accept Ukraine's and actually European surrender. And we have to realize this. It is not about the names. It's not about some kind of international or domestic politics. It is about policy. What kind of policy we're going to pursue towards Russia? The only language Putin understands is the language of force and strength. Per l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, occorre prima concordare le richieste da avanzare alla Russia e solo dopo aprire un eventuale dialogo. La questione sarà all'ordine del giorno di una riunione informale dei ministri degli affari esteri europei. Mercoledì il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre era a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e siglare un nuovo accordo bilaterale di difesa.
In questa occasione i ministri della difesa francese e norvegese hanno formalizzato l'accordo volto a rafforzare la cooperazione militare tra i due paesi, includendo in particolare una clausola di mutua assistenza. L'accordo prevede inoltre la possibilità di ospitare temporaneamente l'aeronautica militare strategica francese nei paesi partner. La Norvège, partenaire géographique et stratégique clé avec lequel nous avions déjà des coopérations importantes pour assurer la protection du territoire allié face aux menaces extérieures, représentera une forte valeur ajoutée pour cette dissuasion avancée. Da parte sua, il primo ministro norvegese ha accolto con favore l'iniziativa di Macron. For many years, French nuclear weapons were exclusively linked to France's own security. France is now opening up dialogue with close allies on how their nuclear weapons also can contribute to European security, broad sense, and deterrence against military threats. In un discorso pronunciato all'inizio di marzo presso la base strategica dell'Île Longue, Macron ha presentato una versione aggiornata della dottrina nucleare francese. Ha parlato di deterrenza avanzata che dovrebbe coinvolgere diversi paesi europei, ma ha chiarito che la decisione finale rispetto all'impiego dell'arma nucleare rimarrà esclusivamente della Francia. 8 paesi hanno aderito immediatamente a questa iniziativa. Si tratta di Germania, Polonia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Svezia e Danimarca. L'Unione Europea non cercherà di mediare tra Ucraina e Russia né tenterà di sostituire gli Stati Uniti nel processo di pace. L'alta rappresentante dell'UE Kaja Kallas ha voluto porre fine al dibattito in corso sull'opportunità che il blocco nomini un inviato speciale dopo una riunione informale giovedì dei ministri degli affari esteri dell'UE a Cipro. Thank you for hosting us in this. One thing is very clear. Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side and we are defending our own core security interests. I negoziati di pace guidati dagli Stati Uniti sono in stallo dall'inizio del conflitto in Medio Oriente a fine febbraio. Kiev ha pubblicamente invitato gli europei ad adottare un approccio più concreto, ma gli Stati membri sono divisi. All'inizio di quest'anno il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni hanno invitato l'Unione a cambiare politica, sostenendo che il destino della sicurezza europea non può essere lasciato nelle mani degli americani. La Commissione europea e il Consiglio europeo hanno osservato che i colloqui diretti avrebbero senso solo una volta che il Cremlino mostrasse la volontà di scendere a compromessi. Bruxelles non vuole dare l'impressione di sostituirsi a Washington, ma l'assenza dal tavolo negoziale dell'UE, il principale alleato militare dell'Ucraina, è stato motivo di grande tensione. Mercoledì l'Uganda ha chiuso la frontiera con il paese confinante, la Repubblica Democratica del Congo, dove i casi sospetti di una rara variante di Ebola hanno quasi raggiunto quota 1000. La decisione della task force ugandese sull'Ebola arriva a seguito dell'emergere di nuove varianti e a un aumento degli operatori sanitari locali esposti al virus. Molti congolesi hanno attraversato il confine prima del 15 maggio, quando è stata conclamata l'epidemia. L'attraversamento del confine tra l'Uganda e il Congo sarà autorizzato solo in casi di emergenza, inclusi quelli legati alla risposta all'epidemia, al trasporto merci o a motivi di sicurezza. L'Uganda ha già segnalato 7 casi di Ebola, compreso il primo caso di un uomo di 59 anni deceduto nella capitale il 14 maggio. I decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono circa 228. In Uganda il numero dei casi non sta aumentando in modo esponenziale, ma il numero di residenti esposti al contagio tramite gli operatori sanitari è in aumento. Almeno 16 studentesse sono morte in un incendio che ha devastato il dormitorio femminile di una scuola in Kenya. Decine le persone ferite. I genitori sconvolti sono stati trattenuti fuori dagli edifici scolastici, mentre la polizia cercava di identificare le vittime. We realized that the message was all over the country and we thought it was only fair to confirm that 16 persons have since passed on. But then this creates also another trouble for us, which is the anxiety among the parents trying to know who of them has lost their loved ones. La scuola è collegata al servizio di polizia nazionale e pertanto la maggior parte delle alunne sono figlie di agenti. La causa dell'incendio non è ancora nota. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy
ha ribadito mercoledì di non aver tradito la fiducia del popolo francese nella sua dichiarazione finale davanti alla Corte d'Appello di Parigi, che sta riesaminando il caso sulle accuse secondo cui il defunto leader libico Muammar Gheddafi avrebbe segretamente finanziato la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2007. Sarkozy è stato condannato nel settembre 2025 a 5 anni per associazione a delinquere, diventando il primo ex presidente francese nella storia moderna ad essere incarcerato. Ha trascorso 20 giorni nel carcere di Parigi, la Santé, prima di essere rilasciato a novembre sotto la supervisione del tribunale. Ha poi presentato ricorso contro la decisione iniziale, mentre i pubblici ministeri hanno tentato di rilanciare le accuse e imporre una pena più lunga di 7 anni. L'accusa ha chiesto ai 3 giudici che hanno esaminato l'appello di dichiarare Sarkozy colpevole di corruzione, finanziamento illegale di campagne elettorali e occultamento di appropriazione indebita di fondi pubblici libici, 3 accuse da cui era stato scagionato al suo primo processo. Mentre l'Europa entra in una nuova era di innovazione medica e farmaceutica, con trattamenti che promettono di trasformare radicalmente la gestione del cancro, delle malattie rare e delle condizioni croniche, molti pazienti greci rimangono ancora esclusi da questi progressi. I nuovi dati presentati dall'Associazione Ellenica delle Aziende Farmaceutiche mostrano che la Grecia continua a essere notevolmente indietro nell'accesso alle terapie innovative. Τα φαινόμενα δεν θα είναι διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια στους Έλληνες ασθενείς. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να πάσχουν από ένα πολύ σοβαρό χρόνιο νόσημα, όπως είναι για παράδειγμα διάφοροι τύποι καρκίνου ή νοσήματα του αίματος ή και πολλά άλλα νοσήματα και σπάνια, μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε εκείνη τη θεραπεία που είναι η καταλληλότερη για αυτούς. Γιατί καλώς ή κακώς κάθε φάρμακο ανταποκρίνεται σε κάποιους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ένα φάρμακο για μια νόσο. Il motivo principale per cui le aziende esitano a lanciare i loro medicinali in Grecia è l'esistenza di meccanismi che riducono sostanzialmente la redditività dei nuovi farmaci sul mercato greco. Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα είναι κληρονομιά της κρίσης χρέους. Τότε είχαν διαπιστωθεί υπέρογγες δαπάνες για φαρμακευτικά σκευάσματα και θεραπείες που σε πολλές περιπτώσεις ήταν αποτέλεσμα διαφθοράς ή απάτης. Σήμερα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας προειδοποιεί ότι τα ίδια αυτά μέτρα αποτρέπουν δεκάδες καινοτόμα φάρμακα από το να φτάσουν στους Έλληνες ασθενείς. Το τι ζητάμε την πολιτεία για τα επόμενα 3 χρόνια, ένα ξεκάθαρο περιβάλλον, διαφανές περιβάλλον, όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, το οποίο θα στέκεται σε 2 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης που να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, και το δεύτερο, μέτρα, ψηφιακά εργαλεία, ελέγχους πίσω από την δαπάνη, να την κάνουμε ακόμα πιο αποδοτική. Nell'UE il tempo medio di disponibilità ha ormai raggiunto i 597 giorni, segnando un aumento rispetto all'anno precedente. I ricercatori di una spedizione di Greenpeace stanno esplorando le profondità marine dell'Artico, una delle aree selvagge meno conosciute della Terra, alla ricerca di specie sconosciute ed ecosistemi antichi. Si tratta del cosiddetto Banana Hole, un'area remota e misteriosa che si trova in acque internazionali tra la Norvegia e la Groenlandia. Secondo Greenpeace, ospiterebbe montagne e sorgenti termali sottomarine che potrebbero rappresentare una biblioteca vivente della storia del nostro pianeta. Nonostante la sua importanza, l'organizzazione ambientalista sostiene che il Banana Hole sia minacciato dall'estrazione mineraria in acque profonde. Per un mese la nave di Greenpeace ha trasmesso in diretta streaming da profondità che raggiungono i 3.000 metri per sensibilizzare l'opinione pubblica sul pericolo rappresentato dall'estrazione mineraria in acque profonde. La spedizione dovrebbe durare fino a giugno. Ostia santa in cui è il testamento della divina tua grande misericordia, in cui è il corpo e il sangue del Signore, segno d'amore
amore per noi peccatori. Ostia Santa, sei l'unica speranza fra le tempeste e le tenebre del mondo, nelle fatiche e nelle sofferenze, ora e nell'ora della nostra morte. Confido in te, ostia santa, confido in te, ostia santa. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, presente in mezzo a noi nell'Eucaristia, pane per la nostra vita, pane per la nostra eternità. Ti ringraziamo per quell'ora, l'ora sacra della tua infinita misericordia. Siamo qui davanti a te per implorare da te il tuo amore e la tua misericordia per tutti noi, per tutti coloro che portiamo nei nostri cuori, per coloro che soffrono nel corpo, nello spirito, persone lontane dall'esperienza del tuo amore e della tua misericordia. Ti presentiamo tutti i gravi peccatori, coloro che consapevolmente combattono contro l'esperienza della nostra fede, del dono della tua presenza nel mondo. Ti preghiamo, Signore, per il dono della pace, soprattutto lì dove ancora si combatte, dove manca perdono, riconciliazione, a incominciando dalle nostre realtà in cui viviamo, dalle nostre famiglie, comunità cristiane, comunità parrocchiali. Dona, Signore, a tutti lo sguardo evangelico. Fa che tutti, come il cieco del Vangelo di oggi, lasciamo il mantello, chiamati da te, lasciamo tutto ciò che impedisce a vivere la nostra esperienza di fede e di amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e
la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Atto di consacrazione alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù,
come sorgente di misericordia per noi, confido in te. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Santa Suor Faustina, Prega per noi. Fam Tobie, Gesù, fam Tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù, fam Tobie, Gesù, fam Tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo, soprattutto per il dono della tua presenza eucaristica. Ogni giovedì, in modo particolare, ricordiamo quel momento in cui davanti ai tuoi discepoli hai preso il pane e il vino e con infinito amore hai pronunciato le parole: prendete, mangiate, prendete, bevete. Fate questo in memoria di me. Hai dato in consegna ai discepoli quello che tu hai fatto, perché anch'essi lo facciano in ogni luogo e in ogni tempo. Ti adoriamo, Gesù, e ti benediciamo per ogni tuo ministro che continua oggi a fare quello che hai fatto tu. Sii benedetto, Gesù, nella persona e nel ministero del Santo Padre Papa Leone XIV, dei nostri vescovi, in modo particolare del nostro vescovo Franco, in tutti i sacerdoti e in coloro che si preparano a diventare tuoi ministri del tuo mistero eucaristico. Fa che i loro cuori siano riempiti del tuo amore, che ardano del tuo stesso desiderio con il quale hai pronunciato le parole eucaristiche. Riempi, o Signore, del tuo Spirito tutti, perché possano partecipare degnamente alla tua missione sacerdotale.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Christe Domine Iesu, 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 O Christe Domine Iesu. Grazie Gesù perché sei rimasto con noi nel pane e nel vino eucaristico. Ti glorifichiamo con tutta la nostra persona e insieme a tutti gli angeli, gli arcangeli, ai santi, cantiamo a te il canto della lode. Signore, noi sappiamo che c'è chi ti disonora, sappiamo che ci sono delle messe nere, riti satanici in cui ti si disprezza, umilia, calpesta. Sappiamo che ci sono delle sette sataniche che usano le ostie consacrate per calpestarti e disprezzare il tuo amore. Ciascuno di noi in questo momento offre se stesso, il proprio amore, la propria adesione, il proprio rispetto, la propria lode, il proprio canto come riparazione per tutti questi peccati, per tutte queste offese, ferite che ancora oggi ti affliggono. Ti preghiamo, Signore, dona a ciascuno di loro il dono della conversione, il dono del cambiamento della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
amo, Signore, a te levo la voce per adorarti con tutta l'anima mia. Gioisci, mio Re, si rallegri il mio cuore, dolce Signor e divin Redentor. Ti amo, Signor, a te levo la voce per adorarti con tutta l'anima mia. Gioisci, mio Re, si rallegri il mio cuore, dolce Signor e divin Redentor. E ora, Signore, ti chiediamo di guarire le nostre anime, di guarire i nostri occhi, gli occhi della nostra anima, perché possano accorgersi e vedere quando passi, quando ci chiami, e di avere il coraggio di rispondere. Guarisci la nostra fede, il nostro amore, guarisci la nostra speranza. Libera il Signore il nostro cuore da ogni inquietudine e fa che riposi in te. Liberaci da ogni angoscia, ogni paura, da tutto quello che le causa. Proteggici da ogni influenza satanica. Proteggi innanzitutto le nostre famiglie, la Chiesa intera, il mondo. Proteggi in modo particolare i giovani che questo pomeriggio sono giunti in questo luogo, che partecipano in questo momento alla nostra preghiera, alla nostra adorazione. Accompagnali con il tuo amore, con la tua misericordia. Ti preghiamo anche per tutti i giovani che si preparano all'esame di maturità. Illumina le loro menti con la presenza del tuo Santo Spirito. E ti chiediamo, Gesù, benedici ciascuno di noi, coloro che portiamo nei nostri cuori. Benedici coloro che si raccomandano alle nostre preghiere, tutti i malati, sofferenti, in modo particolare mamma di Padre Paolo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et tanticum documentum
noce datritui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre ai noi benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Insieme, Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento, o vivo pan del cielo, gran sacramento.
San Giovanni Crisostomo commentava: se Gesù è l'agnello di Dio, noi potremo vincere i lupi soltanto se saremo agnelli. La cattiveria si vince con una bontà molto più grande. Questa è la legge del Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze. Partecipa anche Gesù e addirittura compie il primo miracolo per salvare la gioia di una famiglia, per dirci che la famiglia sta a cuore a Dio. San Giovanni XXIII un giorno disse: una buona famiglia non ha bisogno di tante ricchezze, perché una buona famiglia è già una ricchezza. E aggiunse: eravamo tanto poveri, a casa mia c'era la polenta quasi tutti i giorni, eppure eravamo tanto felici, perché la mia casa era piena di Dio. Signore, donaci tante famiglie così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che si muove per le strade della Palestina e annuncia le sue beatitudini, che sono le vere beatitudini. Pensate, Napoleone Bonaparte, quando era in esilio nella sperduta isola di Sant'Elena, abbassò la cresta dell'orgoglio e si avvicinò tanto a Gesù, al punto tale che un giorno disse: Gesù non era semplicemente un uomo. Io ho cercato un personaggio paragonabile a Gesù, ma non l'ho trovato. Ho cercato qualcosa paragonabile al Vangelo, ma non l'ho trovata. Gesù è unico, il suo Vangelo è unico. Ed è vero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Magari Maria, ascoltiamo qualche vostra telefonata, qualche vostro ulteriore messaggio e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ci pensiamo anche a un nome del nostro angelo, soprattutto preghiamo l'angelo della provvidenza in questo momento, l'angelo della provvidenza, sappiamo quanto bisogno ha Telepace di un colpo d'ala, magari chissà se trovassimo la provvidenza che ci aiuta a fare un bel salto di qualità e riprendere sempre più quota, no? Per raggiungere un numero sempre più grande di persone e quindi ecco l'angelo della provvidenza che vogliamo ricordare. Intanto leggiamo qualche messaggio che ci arriva. Carissimo Don Bruno, la saluto con grande gioia, come sempre sono Franco. Sono felice di vederla sempre in buone e ottime condizioni di salute, anzi meglio ancora con l'arrivo del bel sole. Franco, grazie, ma insomma sai, non so se vedendo